Matteo Argelas, complimenti, hai fatto gol, avete vinto, tu personalmente arrivi a quota 10, quindi un sabato bello per voi e Sì, per te. sì, a parte la soddisfazione personale di arrivare a questa cifra, in doppia cifra, sicuramente una vittoria che ci dà fiducia e ci permette di stare più tranquilli e magari dare anche uno sguardo più in alto rispetto al basso. Quindi sono contento sia personalmente ma per la squadra, perché questi gol sono arrivati anche soprattutto merito ai miei compagni. Arrivate dalla vittoria con la Ferrini, queste ultime due hanno risistemato la classifica perché poi se non aveste vinto si complicava tutto con la lotta a salvezza che diventa sempre più dura. Sì, esattamente, abbiamo fatto 4 partite dove non abbiamo trovato un risultato, tranne l'ultima con l'Ossese in cui è arrivato un pareggio, ci ha dato un po' di fiducia. Poi siamo arrivati alla parità con la Ferrini in cui abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo vinto e ci ha Al dato... primo tempo eravate sotto una Sì, sotto 1-0, infatti, quindi ancora di più. Poi dopo siamo riusciti a fare 4 gol, quindi ci ha dato più grinta e più spinta anche per questa partita. Siamo arrivati con più fiducia e alla fine l'abbiamo portata a casa. Un primo tempo un po' in sofferenza, vento a favore dell'Alghero, l'Alghero ha giocato bene, voi potevate anche far male in ripartenza, quello che poi vi è riuscito nel finale di gara. Sì, esatto, l'Alghero ha fatto una buonissima partita, infatti il primo tempo è stato un po' bloccata la partita, si è giocato tanto a centrocampo, loro giocavano bene, però alla fine al secondo tempo siamo riusciti a trovare più spazi, soprattutto in ripartenza col vento a favore, e l'abbiamo sfruttato. Una volta che vi siete allontanati dietro si può anche guardare al guida opposto. Noi guardiamo lì perché adesso ci siamo creati un cuscinetto rispetto alle altre dietro, quindi è giusto guardare avanti e cercare di puntare sempre più in alto. L'unico rammarico è che il quinto posto poi non darà i playoff, voi che l'anno scorso li avete fatti, Esatto. sai com'è bello partecipare. Sì, purtroppo questo diciamo che è un esito già scontato, nel senso quasi scontato, perché il quinto posto appunto, come dicevi, non parteciperà ai playoff, però comunque cercare di arrivare in quella posizione è diverso da finire un campionato rispetto ad essere settimo, ottavo, quindi ci proviamo. Matteo, l'anno scorso in questo periodo stavi riprendendo dall'infortunio, quest'anno totalmente un'altra stagione, sei a quota 10, il record personale, non vorrei fermarti anche per il capocannoniere è a quota 12. Sì, diciamo che è stata l'anno scorso un'annata difficile con un brutto infortunio, adesso sì, risulta più o meno il periodo in cui ho ripreso l'anno scorso ed è una bella soddisfazione riprendere dopo un'annata così, trovare un'altra annata del genere come quest'anno è molto importante. Tu credi tantissimo nelle tue qualità, però appunto come ti ho ricordato prima c'è anche la possibilità di arrivare al primo posto, visto che poi ultimamente ti sei sbloccato, stai facendo gol, si può fare. Sì, si può fare assolutamente, per me l'importante è comunque cercare di superare me stesso rispetto agli anni scorsi, ci sono riuscito e si continua a puntare in alto, quindi se poi dovesse arrivare un qualcosa in più meglio ancora. Anche perché un esterno d'attacco che segna così tanto non ce ne sono molti in giro, soprattutto sardi. Sì, diciamo che è una bella quota, sono contento e mi aspettavo un'annata di riscatto e diciamo che più o meno ci stiamo riuscendo, almeno a livello personale. E se vogliamo potevi fare anche qualcosa in più. Sì, assolutamente, speriamo di sì. Grazie Matteo, complimenti. Chiudiamo soltanto dicendo che adesso andate fuori casa, il rendimento fuori casa va migliorato, siete a Gavoita, loro una trasferta che sai difficile. Sì, una trasferta molto difficile, si sa che giocare a Gavoia è molto difficile per l'ambiente, per la squadra che sono e come impostano la partita, quindi dovremo essere bravi, soprattutto mentalmente, ad approcciarla nel modo giusto. Grazie ancora, complimenti. Grazie a te.